Siamo qui a concludere presentando i risultati di questo impegnativo progetto Open-Rich che ci ha visto impegnati un paio d'anni e nell'ambito del DSR della Regione Toscana 2014-2020. Innanzitutto accogliamo con piacere, salutiamo con piacere il rappresentante del comune di Pian Castagnari, l'assessore Roberta Sancasciani. Do la parola a voi. Buongiorno, io vi ringrazio per avermi invitato, ringrazio Renato che mi ha invitato per questo bel momento che ci vede tra l'altro nella nostra nuova struttura polivalente. Intanto vi porto i saluti non solo del ieri, ma anche quelli del sindaco Bagaggini che doveva essere qui, ma purtroppo la salute non l'assiste, quindi stamattina un attacco di volta non indifferente. Io giusto due parole perché ci avete da parlare di cose importanti. Questo congresso mi sembra estremamente interessante visto che la nostra montagna è fatta di castagni e quindi la valorizzazione degli scarti mi sembra una cosa estremamente importante e innovativa. Insieme a Renato, sempre per parlare della nostra montagna, siamo stati la settimana scorsa e abbiamo portato le castagne anche a Fico. È stata una giornata molto particolare, i prodotti che hanno rappresentato il Montagnata e le feste del Montagnata tutte insieme erano appunto come elemento essenziale vedevano la castagna. Quindi io vi ringrazio ancora per questa iniziativa e arrivederci a un'altra occasione importante come questa.